Bentornati in nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Il ciclone Eric, che sta portando forte maltempo e disagi sull'America del Nord, sta comunque allontanandosi dai Caraibi per poi avvicinarsi all'Oceano Atlantico, e ci sono ancora delle difficoltà in inquadrare tramite i modelli come evolverà la settimana dal 25 e se questo ciclone riuscirà poi a portare instabilità frequente anche a partire dal 25 di agosto in poi. Aumentano comunque le probabilità, ma ne discutiamo più tardi. Intanto vediamo come la bassa pressione porterà forte maltempo a partire dalla giornata di giovedì, già rapportato ovviamente mercoledì, ma deciso rinforzo dei venti e un calo delle temperature si avvertirà dappertutto, con valori sotto la media a partire da nord per poi estendersi anche verso il sud a partire da venerdì in poi. Giovedì avremo comunque delle instabilità più frequenti sulla Lombardia, specialmente quella orientale, e sul Triveneto, che comunque nel corso del pomeriggio tenderà ad attenuarsi. Ricordo comunque che le aree più colpite saranno proprio quelle anche del centro Italia, come la Bassa Toscana, l'Umbria, anche fino all'Alto Lazio, che a parte dell'Appennino marchigiano. Qui gli accumuli potrebbero addirittura superare i 100 mm ogni 3 ore, quindi qui il rischio di grandinate anche di medie dimensioni, quindi una particolare criticità dovuta a queste condizioni e una forte tesa ventilazione sud-occidentale. Anche sul Veneto, il Friuli Venezia Giulia nel corso della nottata di giovedì potranno verificarsi delle fortissime precipitazioni, supereranno anche i 50 mm sul comparto orientale e sul Friuli Venezia Giulia un po' in generale. Per quanto riguarda comunque gran parte invece del sud Italia e ovviamente delle isole maggiori, non vedranno precipitazioni, più aperture di cielo sereno tra velature e stratificazioni alte di passaggio, con ancora temperature alte sopra i 33-34 gradi. Attenzione però, perché poi dalla giornata di venerdì tendenza ovviamente a calo termico anche qui sulle regioni del sud, e avvertiremo quindi attenzione anche qua al sud un aumento della variabilità sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia, con qualche isolato piovasco o rovescio, a tratti temporalesco più frequente nel corso delle ore pomeridiane, mentre avremo più sole, troppe crebellature invece altrove e sulle tue isole maggiori in generale. Con ventilazione tesa in matrice settentrionale, e sarà aria, ti ricordo, di matrice artico-marittima, che porterà quindi un deciso calo termico soprattutto al nord, con valori massimi che saranno tra i 24 e i 27 gradi in generale, al centro attorno ai 28 gradi all'incirca. Per quanto riguarda il nord, insomma, generale miglioramento, avremo più schiarite, così come al centro qualche instabilità, rovescio temporale potrà avvertirsi maggiormente sul versante adriatico. Per quanto riguarda, come vedete, la giornata di sabato, avvertiremo ancora la presenza di queste infiltrazioni fresche e molto umide di matrice artica, che riusciranno a portare ancora dell'instabilità in formazione, soprattutto durante le ore pomeridiane. Già comunque nel pomeriggio e nella serata si avvertiranno maggiormente i fenomeni a partire, come vedete, sulle prealpi, le pedemontane di Friuli Venezia Giulia e del Veneto, con attenzione ancora all'azione nella giornata di sabato ancora di qualche rovescio temporale, soprattutto sulla Puglia, come vedete sul comparto del medio basso adriatico. Sul resto della Calabria e sulle due isole maggiori avremo invece stabilità, così come su gran parte comunque delle regioni nord-occidentali non si verificheranno precipitazioni. Domenica invece si aprirà un varco ancora una volta per flussi più umidi di matrice atlantica, che porteranno a una possibile, ancora da valutare, formazione di un minimo depressionario proprio sulla Spagna, e questo minimo depressionario potrebbe causare quindi, con l'avvicinarsi graduale poi del ciclone Eric, ad un peggioramento più importante. Intanto vediamo domenica, queste saranno le aree maggiormente disposte al rischio di precipitazioni temporalesche, quindi le aree più esposte ovviamente saranno le medio-basse pianure della Val Padana, quindi queste le aree più colpite. Questo però vi ricordo ancora una tendenza da evolvere ancora per bene, perché come vedete questo ciclone Eric è dovuto ancora a un'incertezza nella sua disposizione, quindi se questa disposizione si manterrà tale potrebbe avvenire appunto la formazione del piccolo nocciolo fresco sulla
Corsica e sulla Spagna, che porterà quindi a questo minimo depressionario a nuova instabilità nel corso della prossima settimana, a partire sempre dai quadranti sud-occidentali. Se ciò avvenisse, è da aspettarsi una nuova ondata calda di matrice africana al centro e al sud. Il nord invece le prese con estesa nuvolosità, temperature molto fresche e ancora rischio di piogge. Quindi tutto dipenderà da questo ciclone e come evolverà appunto dal 25 in poi. Questa è la probabilità più elevata, quindi con caldo africano che potrebbe sempre tornare al sud Italia e su parte del centro, quindi parlo soprattutto del versante adriatico. Il medio alto Tirreno potrebbe risentire di qualche piovasco a causa di queste umide correnti, e quindi la permanenza di queste piogge temporali e clima più fresco invece al nord. Ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci sempre.